Bene raga, ciao a tutti dal Comandone Veneziano. Allora Fiori, siamo su F1 Manager 22 che è un po' mollato perché il fatto di non poter cambiare squadra era un po' frustrante, che nel prossimo ci sarà invece la possibilità di cambiare squadra, quindi sarà tutto un altro gioco. Voglio fare una stagione con la Ferrari per, diciamo, con il classico in attesa di F1 Manager 23. E vediamo di vincere stu cazzo di mondiale. Ma buon raga, ci vediamo dopo le qualifiche del Gran Premio del Bahrain. Siamo con la Ferrari, quindi possiamo vincere il mondiale, che se un attimo ricordarmi tutti i passaggi buone dai terzi e quarti, non malissimo. Le previsioni danno cielo nuvoloso per la gara, ma chiaro che in Bahrain insomma, la pioggia è un po' dura, quindi dai buone qualifiche e vediamo cosa riusciamo a combinare. Adesso dobbiamo fare ovviamente la strategia e cerchiamo di capire allora. Allora partirei con Leclerc, qua abbiamo un buon soft. No, so, per carità, in realtà cioè, è pericoloso, non arrivo a fine. Merda. Sì, partiamo con le soft a bomba, ovviamente. Allora, aspetta un attimo. Ok, raga, apriamo due strategie molto diverse. Partiamo con le Leclerc, con le soft a bomba, per poi fare un bel stint con le hard e uno stint con le medie. Mentre con Sainz, soft, medie, soft. Vediamo se riusciamo ad arrivare a fine gara, speriamo. Ok, Stasera il cielo è sereno mentre i piloti raggiungono le posizioni sulla griglia. c'è tensione, Beppe. E ora Charles Leclerc, partendo dal terzo posto, ha l'occasione di correre una buona gara. Vai, E raga. più indietro c'è Sainz. Non è a ridosso dei primi come sperava, ma sappiamo che in gara bastano poche curve per ribaltare lo Vai, schema Carlos. iniziale. Le scuderie sono pronte a partire. Ed eccoci qui al Gran Premio del Pop, Bahrain. pop, pop, pop. E si parte ragazzi aspettando Si F1 spengono le Manager luci e si è 23. partiti. Però all'inizio deve essere tutto a bomba, eh. Vai raga. Solo che Red Bull sappiamo che sono fenomenali, eh. Grandissimo, dai, 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 grandissimo, Charles. Per vedere una cosa. C'è sempre questa cosa sulla McLaren che non capisco perché. Sto You're doing vaneggio, a good boh. job. Keep working like this. Grandi, grandi, vai, vai. Partenza a bomba. Grandissimo, mamma mia, Charles. Com'è partito Charles, signori? È chiaro che pagherà, però volevo un Charles subito bestiale. Tutti La con le Ferrari è soft. riuscita a guadagnare una posizione. Carlos, you are doing a good job. Ok, We should slow down. Copy. buono. E adesso vediamo se Sainz riesce a fare lo stesso su Verstappen. Yeah. Dai. Dai Carletto, però dai Carlos Sainz, dai. E c'è il sorpasso. Molto bene. No, 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 mamma mia. Ok. Ok, aggressivo, perfetto, mentre Oh, Sainz la deve Ferrari stare ha sullo preso una standard. posizione. Va bene. Buono. Slow down now. Copy. Ottimo. Intanto c'è primi e secondi, ragazzi, giro record per Carletto.
Vai che dobbiamo spingere, raga, dobbiamo spingere a cannone. Volevo fare 2 gare a video. And Ok, DRS DRS attivo. DRS enable. È tutto enable. Primi e secondi per il momento. Mamma mia, che Ferrari, signori. Questa è la più bella. Chissà perché quel vaneggio che ho. Non capirò mai sta cosa. Buono, buono, Leclerc se ne sta andando. Ovvio che stiamo consumando tanta gomma. Però siamo abbastanza in regime. Voglio fare una prima parte bella, aggressiva, anche perché dopo Leclerc va di me, va di hard. And just a reminder on DRS. Copy. Copy. Buono. Ok, avevo già 1,8 su Sainz, buono Leclerc e Verstappen e Perez sono indietro, ragazzi, godo. Finché giriamo così va bene. Attenzione, una mini yellow flag veloce, yellow flag veloce. Qualcuno finisce largo. Vediamo Diamo Seb. un'occhiata. Diamo uno sguardo di nuovo. È coinvolto Sebastian Vettel. Qui va largo. E immagino che non ne sarà per Niente di niente. che. Tanto carburante stiamo perdendo, ovviamente, ma la prima parte la voglio fare proprio in aggressiva. Ok, siamo nella finestra box. Charles, se non erro, Charles tra il settimo e il 13°. Ok, mentre prossima finestra tra il 15 e il 21. Ok. Va bene. Inizio importante delle Ferrari. Tra poco Carletto deve andare però, Come sono messi gli altri pneumatici? Beh, sicuramente meglio di me. Mamma mia, Leclerc è finito. Diamo tutto. So we need to push for these laps. Copy. Ok, andiamo di hard. Quindi sarà sosta ai box per Carletto, Charles, Leclerc. DRS. Devi spingere adesso, Charles, devi spingere. Ferrari che sta andando molto bene. Ok, Charles ai box. Charles ai box. E c'è anche una yellow flag, yellow flag. Qui è andato largo. Schumacher, vabbè. C'è tanto traffico adesso, ovviamente. Stint veloce, purtroppo. Vedremo. Ok. Adesso vediamo cosa combina Charles. Adesso deve fare chiaramente uno stint tranquillo, deve arrivare fino in fondo, fino alla fine. Per poi andare. La sosta deve farla adesso tra il 35 e il 41. Anche Sainz è un po' sotto. E ho tirato molto all'inizio. Sainz comincia un po' a perdere, no, non troppo. No DRS for him.
Ok. Non lo so, ho paura di aver fatto la cappella con Leclerc. Speriamo di no, onestamente. Mamma mia, però sono lontano dalla finestra con Sainz. E devo riprendere un po' la mano, ragazzi. Slow down. Yeah, all good. Devo prendere leggermente la mano. Sta arrivando Verstappen. Abbiamo tutto. Purtroppo mi supera Verstappen. Yeah, very poor grip, I don't know why. Box, box, box. Okay. How are the tires? Eh sì, devo andare ai box. DRS is disabled. DRS disabled. All good. Ok. Vediamo un attimo adesso il buon Sainz. Scusate un attimo. Ok. Vabbè. So perché non aveva messo l'altra gomma, ma è un po' coglione, allora vabbè. Non so se ho fatto la scelta giusta, vabbè. Vedremo. Sono stato in box molto prima rispetto ai miei competitor. Ok, beh, insomma, 2 o 3 giri prima pensavo peggio. Poteva andare anche peggio. Ok, stiamo risalendo. Un'auto è appena andata larga. Ok, beh, in realtà siamo davanti, però grandissimi. No, adesso però non rompere i coglioni, Sainz. Sì, e Leclerc, il capitano, non mi interessa. E lo fai passare? Guarda che mi sta facendo perdere tempo. Ok. Oh. Oh. Ok. And confirm. Lift off. Dai, se ne deve andare Leclerc. Non devono staccolarsi i due piloti. Dai, sai, questa roba che non sopporto. Ok, torniamo primi e secondi comunque, in realtà la strategia ha funzionato, ragazzi. E abbiamo anche un buon vantaggio. Godo, godo, dai. Sainz deve rompere i maroni. Ah, perché giustamente alle medie, però. Sì, sono un pippone io in realtà. Vai. Eh sì, scusate ragazzi, devo veramente prendere la mano di nuovo, eh. Vai, vai, vai. Charge button Buono. off. Okay. Vediamo se Sainz riesce però a mettere a posto un po' il carburante, perché non siamo messi benissimo. Ma le gomme di Max. Per Verstappen alle medie, tanti hard, ok.
Non siamo messi male, dai. Yellow flag veloce. Era forse un bloccaggio? Verstappen piano piano ovviamente sta recuperando, però Forse non siamo qualcuno messi è andato male. largo? Ancora Stroll. Sembra che qualcuno sia andato largo. Andiamo a recuperare sta cacchio di benzina. Verstappen ovviamente arriva e si è preso Charles. La Red Bull è avanti. Ha recuperato bene qua il Red Bull, solo fare uno stint così, c'è d'altronde anche una mescola migliore, quindi ci sta. Vai Sainz. In realtà Sainz va grande, grande Charles, vai Charles. Bravissimo Charles. Grande Charles. La Ferrari è riuscita a guadagnare una posizione. Buono Charles, bella Qualcuno ha lotta. allargato la traiettoria. Bella lotta con Verstappen. Tiene ancora yellow flag, ma niente di che. Oh, allarga troppo. Leclerc sbaglia, zio Ken. La Red Bull passa. Dai Charles, dai. Ok, Charles e Verstappen se le stanno dando di santa ragione. Sono vicinissimi. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Sono proprio anche a spingere era Charles per fare le medie tranquille. Allora, tra il 35 e il 41. E invece non lo so con Sainz perché c'è un vaneggiato. Rallenta, rallenta. In realtà è Leclerc che sta facendo il secondo, in questo momento Sainz è un po' in difficoltà adesso. Vai. Bravo, bravo, dai che stiamo riguadagnando. Bene, bene. Molto bene, bravo Charles. Bravo Carletto. Buona gara adesso, dai, stiamo un po' riprendendo la mano, perfetto. No, attenzione, attenzione. Per capire se sarà... Sembra ci sia stato un contatto. Non è Rivediamo safety cosa car. è successo. Vediamo. Vediamola. Lewis Hamilton rimane coinvolto. Brutto, mamma... Beh, brutto. Accidenti, che botta. Brutto, brutto. Ma niente safety car, niente di Qualcuno niente. finisce largo. Nulla di nulla. Ecco qua Leclerc ha riperso la posizione. Bravissimo Charles. Good job. Ok, siamo alla finestra box con Charles. Devo ottenere il più possibile. Devo rallentare Max. Più lo rallentiamo. Attenzione, mamma mia, se le stanno dando di santa ragione.
Buono, bravo Lek, bravo Lek. Ok. E andiamo di medium. Speed confirmed. Copy box. Vai. Sainz è 10 ma Sainz lo facciamo dare non questo a quello dopo. Ok, Lek iBox, Lek iBox. Aspettavo un ritiro però da quel super incidente. Ok, Lek è settimo però. Gli altri sono con le gomme finite. Perfetto. Adesso Lek. Ok, farmi le medie tranquillamente. Tanto stiamo così. We E should poi slow vediamo. Ok. Ma le soft qua non ce la facciamo. Mettiamo le medie. Ok. And box, Carlos box. Vai. Yeah, help. Yellow flag, yellow flag. Ok, box anche C'è stato un Verstappen. bloccaggio qui. Ok, è uscito Sainz. E adesso vediamo dopo la girando la finale. Ok, Sainz sembra tranquillamente primo, grande Carlos Sainz, molto bene. Giro veloce di Sainz Junior. Attenzione! Bandiera rossa, cazzo. Non ci credo. Non ho capito il perché però. Quanto mi fanno le... È rischioso. Vai. Non mi fido di mettere... Red flag. Non ho capito perché sta sospesa però. I piloti sono di nuovo schierati in griglia. Questo non mi conveniva, chiaramente non è conveniente per noi. Era un bel vantaggio avevamo. Si spengono le luci e via, partiti. Mamma mia, vanno con le soft, incredibile. E con le soft Verstappen, io non mi sono rischiato. Yeah. Ma hanno poca percentuale, dai. results. No lift off needed. Adesso ritorna in gioco tutti, anche le creature, tutti le soft hanno voluto mettere. Boh, non lo so, non condivido sinceramente. Hanno sì le soft, ma sono molto usurati. Si riparte dopo la red flag, non ho capito il perché. Ok, Sainz sta comunque volando. Bravo Junior. And just a reminder on DRS. E neutro. Ok. Poco devono abbassare però, se no... No DRS. No DRS for him. Copy that. Vai. La Red Bull è avanti. Virtual safety car, incredibile. DRS. Che casino, ragazzi. So virtual safety car deployed. Sta succedendo il finimondo. Mancano solo i ritiri. Slow down. Copy.
Ok. Abbiamo Verstappen che è davanti, purtroppo, a Leclerc. Perez addirittura c'ha una penalità. Ma questo è buono per le gomme. Siamo detriti in pista. Probabilmente è come la bandiera rossa, ormai vedi come possiamo vedere anche nelle gare vere. La bandiera rossa c'è anche se non c'è un ritiro vero e proprio, ma ci sono tanti detriti in pista. È la stessa cosa con la virtual. Che gara, ragazzi. Ok. Vai, Kume. Now. Yeah, copy. So virtual safety Andiamo. car ending, virtual safety car ending. And DRS Sta succedendo ready. veramente il finimondo. And DRS is disable. DRS disable. Palle. Yeah. Vai, Carletto, prendimi Verstappen. Attenzione, attenzione. Gomme finite anche per noi. Vediamo come sono messi gli pneumatici. 48 Verstappen, 48 Max. Messo male Max, messo malissimo Max. Messo malissimo Max. Leclerc, giro record di Charles Leclerc. Andiamo per la doppietta, raga. We Si are può fare. fastest car on track. Si può fare, ragazzi. Però Verstappen è forte, non molla. Verstappen ai box, Verstappen ai box. Ha cannato completamente Max. Tutto questo, ti prego, no safety car, nulla di nulla. Voglio solo andare a fine gara. C'è un'altra yellow flag. Chi è che è andato largo? Allora, il primo secondo dovrebbe essere nostro, se solo la lotta. Però merita Sainz, dai, giusto così, posizioni, anche se però, vabbè. Non lo so, non lo so. È brutto però, dai, la prima gara è brutto. Ultimo giro. Last lap. Posso fare questo? Sì. You're doing a good job. Copy. Non è cattiveria, non lo faccio passare, però Leclerc è il nostro pilota numero 1. Mi dispiace, sono come Jean Todt, un calcolatore. Io calcolo, io calcolo. Ragazzi, si parte alla grande con doppietta Ferrari comunque, attenzione. Attenzione, Charles vince il Gran Premio del Bahrain. Doppietta Ferrari mostruosa. Grandi, grandi, grandi. Leclerc! Charles Leclerc si aggiudica il Gran Premio. Ottimo. Primi secondi e silenzio. Prima gara perfetta. È stato senza dubbio il weekend di Charles Leclerc. Oh yes. Bene, si parte veramente a bomba. Nell'ultimo giro Leclerc lo supera, ma Leclerc sulla carta ha più possibilità di vincere il mondiale. Mi dispiace, ma sentenze cubendiane.